Ed eccoci qua, si ritorna naturalmente con un altro aggiornamento per il gatto che stiamo cercando per la nostra Maria. Vogliamo comunicarvi innanzitutto un ringraziamento enorme per tutti quei fan che ci hanno chiamato. Prima ci hanno chiamato per il barboncino e dopo ci hanno chiamato per il gattino. Dato che Maria il barboncino non lo va cercando più, adesso cerca il gattino, ci sono state numerose, anzi numerosissime telefonate per quanto riguarda la ricerca del gattino. Ci hanno chiamato da Palermo, ci hanno chiamato da Trapani, ci hanno chiamato da Agrigento, da tutte le parti, perfino da Catania. Catania pure a Marsala. Esatto, solo che noi giustamente essendo che siamo qui a Marsala preferiamo insomma trovarlo qua nella nostra zona. Sì, si meglio a Marsala. Esatto. Fortunatamente si è fatta sentire una signora che ha una bambina che è una grandissima fan di Maria. Sì. Dove questa bambina ha deciso di regalare, perché c'ha numerosi gattini, no? Sì, gattini. Ha deciso di regalare un gattino a Maria, un gattino molto particolare, bello, ha diversi colori. Sì, pare di sì. E poi ci disse che è pelo lungo. Ha pelo lungo pure e c'ha gli occhi chiari. Sì, mi pare gli occhi azzurri. Gli occhi azzurri. O azzurri o verdi, l'importante è che ce l'abbia chiari. Giusto? Che è bello. Un bel gattino, ma soprattutto è di Marsala, per cui a noi viene facile andarlo a prendere, andarlo a trovare. Meglio a Marsala, meglio, certo. Per cui vogliamo comunicare e soprattutto vogliamo ringraziare tutte queste persone che periodicamente ci telefonano per questo gattino. Noi vi ringraziamo tutti perché siete tantissimi. Fortunatamente Maria è piena di fan, ha fan da tutte le parti. Anche dal nord Italia. Sì, seppure è femmina. Un maschietto non bottato, meglio un maschietto, un gatto. Perché femmina pure mi piace il gatto, va? Esatto. Abbiamo pensato noi di darvi questo aggiornamento appunto per tenervi informati sull'accaduto. Dico bene? Sì, interessante chi cresce. Io voglio sapere poi, ci dico, va la mamma, la bambina, so come mangia, l'acqua, poi ce lo vedisco, se no deve fare la pipì, poi la fa la cacca. Interessante che ci ha fatto pure che c'è un vaccino, io voglio sapere quando poi ce l'ha a fare, perché se no se muore peccato l'ammalo, va? Non l'ammala so qua. Certo, ma non penso perché tu ti prenderai cura di lui, giusto? Sì, un vaccino, voglio sapere. Poi mi dice, io parlo con mamma, dico mamma, ci dico va, quando sa fare il vaccino poi, questo gatto. Esatto. Per cui naturalmente noi vi terremo aggiornati perché nel momento in cui noi dovremmo andare a prendere questo gatto qua a Marsala riprenderemo tutto, per cui voi saprete tutto per filo e per segno. Perché sapete so come mangia, esatto. L'acqua l'importante, l'acqua c'era una va, un vaccino e poi ci dico, va, poi quando poi c'è fare un vaccino poi questo gatto. Perfetto. Maria solo voleva fare questo aggiornamento per ringraziare tutti questi fan che le hanno telefonato per offrirle il gattino, è vero Maria? Sì. Quindi ringraziala, sei davanti ai tuoi fan. Sì, da mamma e sua figlia. Io con lei, ma che già se lo voglio vedere in presenza, di me non mi posso pigliare, va, mi si ammazza, va. Deve stare chi ci vede, va, va a camminare, l'ammalo. Non penso che è un gatto cieco, un gatto no. Se ha gli occhi è un gatto normale. No, avrei il bedro, che bedro mia. Sì. Se no che facciamo? Ora che non lo voglio mettersi in piazza, mettersi a giocare con il pomeriggio, che fare? Come l'ha passato il tempo? Esatto. Almeno le fa compagnia, fino a quando non troviamo l'anima gemella. Sì, non aspettiamo. Mascolo e peste con tutte le pagliacce. Vabbè, dai. E una mamma di vetto. Esatto. Tanto sogno famosa. Va bene. Allora, amici telespettatori, utenti carissimi e fan di Maria di Trapani, vi raccomando, tenetevi sempre sul nostro canale perché noi vi manterremo aggiornati, dico bene? Sì, certo. Questo è tutto, un grosso saluto da Alberto e un grosso saluto anche da Maria di Trapani. Ciao.